È stato presentato ieri a Nuoro il volume Sarvenas de Succoro che raccoglie le poesie composte da Pepe Montesu, runese, consigliere comunale a Nuoro, che dopo essere andato in pensione ha scoperto o riscoperto una vena poetica latente per anni. L'evento, ospitato nell'auditorium della Biblioteca Assata, è stato promosso insieme alla Proloco Presidio Turistico Nuorese col patrocinio dell'assessorato alla cultura del comune di Nuoro. All'appuntamento sono intervenuti tra gli altri l'autore e il sindaco di Nuoro Andrea Suddu, il consigliere regionale Pietro Pittalis, l'avvocato Basilio Brodo e lo scrittore Gianluca Bardeglino. Pepe Montesu, come nasce l'ispirazione per questa raccolta di poesia intitolata Sarvenas de Succoro? È un'ispirazione che probabilmente mi sono portato avanti per tutta la vita. Poi quando siamo andati in pensione c'era qualcosa che chiamava da dentro, suoni, ricordi, ammentos, come si dice. E allora, anche grazie a Facebook, abbiamo iniziato a scrivere, a mettere i componimenti in Facebook. È iniziato un gioco che poi è proseguito fino ad arrivare a questa raccolta di poesie che oggi sto presentando. Il tema è quello classico della poesia sarda, la poetica sarda, cercando di ripercorrere il solco che un po' ultimamente qualcuno in modo anche un po' artificioso ha cercato di chiudere, della poesia sarda, la poesia fatta per il canto, che trova la sua realizzazione col canto, con la rima, con la musicalità. D'altronde noi la chiamiamo canzone, non la chiamiamo poesia, perché si canta. Questa era cercando di ripercorrere proprio, di ravvivare quel tipo di poesia che è tipico della Sardegna e del mondo agropastorale.